vantaggio degli ospiti al 22esimo minuto. Buonasera amici di Fanner, questa è la Lega Calcio 8 Serie A2. Al Ciriaci si sfidano il Ladisport contro l'Atletico Pisana, seconda contro quinta. Ladisport a 10 punti ma con una partita in più rispetto all'Atletico Pisana, 5 punti, con una partita in meno da recuperare. Per Celli si allontana Barcaioli, andrà sicuramente Celli con il sinistro, ma lui potente la conclusione, risponde il portiere. Allora può ripartire la compagine in maglia verde, c'è palla largo sulla destra, buono il numero, prova la conclusione, c'è la traversa incredibile. Il pallone Celli, lo fa adesso, c'è spazio per lui e per il suo sinistro, lo prova! E c'è il gol, il vantaggio dell'Atletico Pisana, arriva al 15esimo, cambia il parziale qui al Ciriaci, 1-0 Atletico Pisana. Serie di batti e ribatti, il pallone sembrava, adesso il numero 10 può concludere a rete e porta al pareggio il Ladisport. Siamo a fine primo tempo, 1-1, limite dell'area, non trova lo spazio per concludere Celli, si gira benissimo il numero 11 e c'è il 2-1, doppietta personale per Celli, botta e risposta, 2-1 Atletico Pisana. Ladisport che adesso attacca verso sinistra, non controlla il numero 9, Barcaioli di prima per Celli, ancora il sinistro di Celli, c'è il palo, Sarsi, battuto velocemente, finta il tiro, Ciavarella va con il sinistro, bellissima la risposta di Opara. Pallone buono per il Ladisport, occasione, qui c'è il tiro, bellissimo a giro e c'è il 2 pari al 7° minuto di questo secondo tempo, il numero 38 Mieli porta sul 2-2 il Ladisport. Le mani, fallo, dice l'arbitro, alto il gomito, Panzini, sempre lui a battere i calci piazzati per il Ladisport, mette in mezzo il pallone, c'è il gol, il vantaggio del Ladisport, cross del numero 11, bellissimo il servizio e lo stacco sempre di Mieli, 3-2 per lo stacco di testa di qualche suo compagno, centro dell'area Angelè, va Barcaioli, tenta la conclusione, Fusco in due tempi del disimpegno, spazio per il numero 10, servito numero 5 che subisce fallo e ammonizione per il numero 3, attento Fusco questa sera, va con il destro e trova il gol il numero 10 Barcaioli e il pareggio dell'Atletico Pisana arriva al 21esimo di questo secondo tempo, 3-3, stupendo il match qui al Ciriaci. Angelè, controllo di Angelè, buono il suo lavoro, allora il numero 5 ha spazio per la conclusione, prova, sembrava gol, alla porta, trova lo spazio per il sinistro, cerca il fallo, vantaggio, allora Barcaioli, prova il destro, Barcaioli, risposta del portiere, può liberare l'Atletico Pisana e partire in contropiede, Ciavarella ferma tutto e scarica il destro, para, dice no, controlla il pallone, riserva il compagno e crossa in mezzo, cerca e trova il compagno e c'è il vantaggio dell'Atletico Pisana, 4-3, triplice fischio dell'arbitro, l'Atletico Pisana trova il 4-3 nei minuti finali, questa vincente partita, 3 punti per l'Atletico